Eccolo. Buongiorno. Io odio i vlog di Superamma. Salve. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, Sai che... Allora ti dico solo che stamattina ti sto portando da un folle, da un pazzo più totale. Sono pronto. Ma sei pazzo assai? È pazzo assai proprio. No, io non so niente in realtà. Bene. Non sa niente, tu non sai niente? Io so qualcosa. Ma già da vicino. Da vicino, adesso andiamo, adesso ti porto. Andiamo. Ehi, Wagyu! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi sono qui con Shale Boom. Shale Boom Zai. Shale Boom. Esatto. Ok, ho indovinato. Piacere. Io. Ciao. Siamo a Sant'Antimo oggi per fare cosa? Per incontrare Antimo. Antimo di Sant'Antimo. Allora ragazzi, penso che avete visto un po' negli ultimi giorni, è andato virale un video di un ragazzo che si è tatuato lo Maradona, non Osimhen, non Kvaratskhelia, non Lobotka. Cioè ti sto nominando, sai? Mario Rui. Mario la situazione. Rui sulla spalla. Destra. Destra. Sarebbe stato un colpo da 90 sulla sinistra, Sì, vista la sua posizione. Ma esatto. adesso gli chiediamo tutto. Quindi siamo venuti qui a Sant'Antimo per conoscere Antimo. Ma io sono curioso di sapere la storia di questo tatuaggio. Esatto, la storia di questo tatuaggio, la storia di questo ragazzo, magari c'ha un qualcosa che lo accomuna a Mario Rui. Non lo so, adesso lo andiamo a conoscere, ve lo presento, vi faccio vedere ovviamente il tatuaggio. Non vedo l'ora perché devo sapere la sua storia. Però ve lo dico una cosa, comunque Mario Rui, e ve lo sta dicendo uno che negli anni passati lo ha un po' criticato, non mi sono mai nascosto da questo punto di vista, però ho cambiato idea. Perché? Perché comunque Ha migliorato tantissimo, sta facendo un grande campionato. Esatto, sta facendo tante cose belle. Infatti in questo Napoli che punta allo scudetto è uno dei maggiori protagonisti. Ha totalizzato, esatto, ha totalizzato 6 assist in Serie A, 1 in Champions League. Quindi è vero, ci stanno i vari Nome importante anche perché nelle ultime partite in cui è mancato. È vero, è come se fosse diventato anche una sorta di talismano. Esatto. Quindi di uomo porta fortuna. Comunque c'ha tanto carisma, c'ha tanto carattere, è uno degli uomini forti dello spogliatoio. Mette tanto cuore, tanta Esatto, vinta. non è diventato capitano, ma è come se lo fosse diventato, perché nello spogliatoio e in campo si fa sentire tanto. Quindi è particolare come tatuaggio, lo ripeto, perché sarei sognato di vedere tutto, ma non il tatuaggio di Mario Rui. Però vediamo, magari c'ha una storia particolare sto ragazzo. Sono curioso, dai, andiamo. Poi cambio di programma, andiamo direttamente a Castelvolturno per incontrare, speriamo, il maestro e fargli vedere questo tatuaggio. Speriamo. Ragazzi, però non lo so, forse c'è un piccolo problemino, perché Ma leggero. non ci sono le solite sbarre, non c'è nessuno ad aspettare qua fuori, non c'è la guardia. Vedo però qualcuno che sta nel gabbiotto solito che sta là. A chiedere. Ragazzi, Non mi problema c'è. chiappare. Problema c'è ed è pure grande, già se ne sono andati. Ma perché secondo me, boh, non lo so, si sono allenati prima. Se ne sono andati, voglio. Perché secondo me si saranno allenati molto prima. Ad allenarsi si sono allenati perché ho visto sul sito. La città si pazza. Ragazzi, ecco l'opera d'arte, eccolo qui. Mario, ecco qui il ragazzo Antimo. Sei un pazzo, questo già te l'abbiamo detto. Allora, ci vuoi spiegare un po' da cosa ti è venuta quest'idea? Perché proprio Mario Rui soprattutto? Allora, innanzitutto penso che già sapete che lui è il mio idolo, cioè partendo dal presupposto che è il mio idolo. E secondaria cosa ho voluto rendere omaggio a colui che per me ha sempre indossato la maglia azzurra con grandissimo onore, con grandissimo rispetto, e la maglia l'ha sempre sudata. Questo è un progetto nato prima della sosta del mondiale, dove appunto volevo fare un tatuaggio che sicuramente sarà finito a breve, dove raffigurerà tutta la storia del Napoli, e in questa storia volevo metterci lui, perché per me lui reincarna proprio la cazzimma napoletana, è un qualcosa di inspiegabile. Vabbè, ovviamente il sogno adesso è farglielo vedere, Assolutamente. farti conoscere pure per la tua follia positiva. No, io non la chiamo follia. Alla fine io penso che potevo fare magari tra i vari giocatori, i vari noti, Osimhen, Kvaratskhelia, però cioè lui è il simbolo. Per me lui è il simbolo di questo, speriamo, tra scudetto, e anche qualcosa in più, perché da tifoso napoletano io ci credo, qualcosa in più. Enzo, cosa ne pensi? È troppo bello, io sono innamorato. Perché, mo dicendolo per scherzare, Mario Rui tiene sembianze di Gesù, è fatto proprio. Cioè, Tra l'altro i capelli pure, sta crescendo. Infatti c'è qualcuno. Non se li deve tagliare i capelli. No, infatti tra le varie foto che comunque il mio tatuatore, diciamo che mi ha mandato tra le varie foto, io volevo fare comunque questa qua con i capelli lunghi,
perché parliamoci chiaro, reincarno proprio la cazzina. Cioè, la che foto cazzina. è? Quale foto in particolare di una partita? Di... Sì, di una partita, Napoli aveva la maglietta nera in questa partita qua. Ok, quello dovrebbe essere la... Ma pare con la Lazio abbiamo giocato la maglietta nera. Con la Lazio all'andata, se non mi sbaglio. Ah, eccola qua. Eccola qui, bellissima. La seconda seduta quando ci dovrebbe essere? Il 2 maggio, spero di farla prima, però ovviamente per completarlo manca l'autografo. Manca l'autografo. Perfetto. Sì, C'ho l'autografo di Mario Rui ed è perfetto. È il mio sogno da 7 anni a questa parte, non l'ho mai criticato anche quando ha giocato male. Lui per me è uno dei terzini sinistri più forti d'Italia. Penso per le qualità che ha il migliore. È un sinistro particolare. Per me il mio braccio è dedicato a lui. Non l'ho fatto a sinistra perché, come ti dicevo prima, io devo fare tutto il braccio sulla storia e di qua già ho i bracciali. Perciò ho optato per la destra. Va Penso che bene. già così. Va bene così. È tanto originale. Sto Conosci? fissando da 3 ore. Te lo giuro. sei innamorato? Ma ci innamorata. È bellissimo. Il primo uomo sulla faccia della terra a tatuarsi Mario Rui. Allora ragazzi, abbiamo conosciuto Antimo e quindi il suo braccio abbiamo conosciuto, però adesso sono venuto proprio nello studio del tatuatore che gli ha tatuato Mario Rui, il maestro Eddie. Siamo nello studio Mario Giotto. Allora Eddie, io la prima domanda che ti voglio fare, hai detto che non segui tanto il calcio. Quando è venuto Antimo da te ha detto voglio essere tatuato Mario Rui, cioè che hai pensato? Inizialmente non ho realizzato molto, cioè nel senso pensavo sai una richiesta di un qualcosa sempre più frequente, magari un qualcuno un pochino più in prima linea. Un Maradona magari? Un Maradona o magari qualcuno di attuale tipo Osimhen eccetera. Esatto. Però dissi vabbè vuol dire che è legato al calciatore già in precedenza, già un pochino il percorso storico del calciatore, ha seguito un pochino tutto, quindi ci sta, no? Sì, adesso glielo devi finire però. Esatto, sì, dobbiamo fare la seconda seduta, quindi non è Aronica, non è Gesù, non è Gesù. È Mario Lui Rui. è Mario Rui e deve essere finito, dobbiamo completare tutti i dettagli, chiaroscuri, capelli, un pochino in generale. Però già che ha avuto un bel, Già così, un bel è riscontro vero, con la no, prima no. seduta è già una grande cosa. Guarda, vederlo dal vivo è ancora più bello che dalle fotografie. E poi, cioè, me l'aspettavo grande, ma non così grande. Mi dico la verità, hai fatto un bel lavoro. Il piccolo retroscena, glielo volevi fare con i capelli corti. Esatto, il trucco perfetto proprio anche Invece perché così- comunque sai un pochino meno dettagli, una cosa un pochino più sciolta invece no, versione Gesù. Comunque, complimenti perché hai fatto veramente una bella opera d'arte. Penso che sei stato l'unico ad aver tatuato il maestro sulla spalla di una persona. Facciamolo arrivare al maestro soprattutto, Esatto. quindi Aiutateci anche voi ragazzi, condividete sempre il video, seguiamo Eddie, magari ci fa un tatuaggio gratis un giorno, non lo so, scherzo. Ragazzi, complimenti ancora Grazie mille. e forza Napoli sempre. Forza Sempre. Paiù, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuta la storia di Antimo, spero che vi sia piaciuto il tatuaggio. Il nostro obiettivo è sempre uno, quello di farlo vedere a Mario Rui, di farti mettere il suo autografo qui perché deve essere comunque parte del tatuaggio, quindi magari speriamo ci sarà una parte 2 di questo video, quindi restate sintonizzati, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, seguite i ragazzi e sempre solo Forza Napoli. Ciao, aiuto. Ciao, aiuto.